Ingegnere Barone, quale iniziative quest'anno il Caffè Letterario organizzerà per festeggiare la ricorrenza del premio Nobel al grande Luigi Pirandello? Diciamo quest'anno il 10 di dicembre, come ogni anno, ricorre l'anniversario del 1934, quando Luigi Pirandello, nelle mani dei reali di Svezia, ebbe il premio Nobel. E soprattutto è importante quello che lui nella cena di gala la sera ha detto, un discorso breve ma importante, di carattere pedagogico ed educativo per la vita dei nostri giovani, di tutti coloro che studiano, leggono o comunque dovrebbero conoscere Luigi Pirandello. Noi quest'anno cogliamo l'occasione per riprendere i viaggi sentimentali per la stazione 2023-2024 per gli studenti delle scuole sia agrigentine sia italiane, e infatti abbiamo preparato già tutto il materiale per promuovere questa iniziativa, che vedrà infatti nella giornata, perché il giorno 10 è domenica e quindi gli studenti non vanno a scuola. Allora la faremo sicuramente, già abbiamo gli attori pronti, i musicisti pronti, per il giorno 16 sabato di dicembre, ripeto 16 di dicembre, faremo il viaggio sentimentale, il Caos, proprio alla casa natale di Luigi Pirandello. Colgo l'occasione per dire, visto che è stato preannunziato dall'Ordine degli Architetti ieri, che sta per essere istituita una biennale, che noi la biennale con il Comune di Sanremo, con la provincia di Imperia e con il Ministero l'abbiamo già istituita nel 2004 ed è tuttora attiva e fa tantissime attività ogni 2 anni nell'intera provincia di Agrigento e anche fuori di Agrigento, perché il nostro parco letterario ha le forme itineranti. Il viaggio sentimentale in cosa consiste, ingegnere? Il viaggio sentimentale è una forma di turismo culturale e emozionale, quello che spesso chiamano esperienziale. È stato ideato nella forma da Stanislao Nievo e costituisce una passeggiata con gli attori, i musicisti, il cantastorie, che in maniera mettono i partecipanti, che possono essere attori, autorità, possono essere studenti, possono essere persone comuni, turisti dell'ultima ora, cioè accorsi per caso, per esempio in questo caso alla casa natale di Luigi Pirandello, giorno 16 dicevo, e che saranno messi in un'atmosfera emozionale molto particolare, perché si sentiranno i brani di Luigi Pirandello che saranno recitati e letti, le musiche e tutto quello che ci immerge in un'atmosfera sentimentale.